Uno dei premi speciali Wuttitta all'Istituto Toscanini di Ribera, che si conferma comunque una eccellenza per il nostro territorio. Sì, sono molto onorata di aver ricevuto e ritirato questo premio che dedico a tutta la comunità dell'istituto, la comunità accademica costituita dai docenti, personale non docente, gli studenti e le loro famiglie, che insieme a me in questi anni hanno non solo salvato questa istituzione ma anche rilanciato, portandola ad altissimi livelli sia in ambito regionale, nazionale ed internazionale. In particolare l'istituto ha attivi ben 27 corsi di laurea e sono in procinto di essere attivati anche i nuovi corsi di laurea pop rock, che è una novità assoluta in tutta la Sicilia occidentale. L'Istituto Toscanini di Ribera comunque si conferma, ha riempito un segmento nuovo, perché comunque propone una alta formazione. Ecco, chi viene da voi cosa può trovare? Allora, può trovare corsi di formazione preaccademica ma anche corsi di laurea che consentono di conseguire lauree di primo e secondo livello, grazie alle quali i nostri studenti già ora sono inseriti nel mondo del lavoro, della professione, sono già docenti e quindi a loro volta già professionisti. Quindi è un'occasione per mettere a frutto il talento dei giovani e indirizzarlo verso la professione del musicista. Quali indirizzi? Indirizzi classici, indirizzi jazz e i nuovi appunto indirizzi dei corsi pop rock.